con tutto il cuore. Insieme. Sono circondato dalle mura, però so che presto cadranno. Se tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. La Chiesa insieme, è il suono. Stanno cadendo le mura, oh, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate, testimonio della mia liberazione. Insieme, testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura.
adorarti profetizzando. E io voglio che tu preghi in questo momento per l'inizio di questo culto, ma non preghi normalmente, preghi con una voce profetica, dichiarando ciò che tu vuoi che succeda in questo adorarti, in questo tempo. Alza la tua voce e dichiara che le mura cadranno, gli ostacoli cadranno, i cieli si apriranno. Amen. Alza la tua voce e preghiamo insieme, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo tempo, Signore, per la gioia di essere nella tua presenza. Padre, noi siamo qui per gioire, per dichiarare, per profetizzare su questa nazione, per dichiarare parole di benedizione, per dichiarare cieli aperti in questo luogo, per dichiarare che le muraglie sono già cadute per terra, Signore, nel nome di Gesù. Padre, benedici ogni persona che è qui, Signore, porta la nostra mente, Signore, porta la nostra mente dentro questo luogo, che la nostra mente non svaghi da una parte all'altra, ma che il tuo Spirito Santo apra totale libertà di muoversi tra di noi, di muoversi in noi e di usarci, Signore, per la tua gloria, Signore. Grazie Gesù, grazie per tutto ciò che hai fatto. Noi dichiariamo, Signore, che la tua presenza sarà reale in questo luogo. Noi dichiariamo che la tua presenza è già reale in questo luogo, Padre. E noi ti ringraziamo, Gesù, nel nome tuo. Amen. C'è spazio qui, su loro io camminerò e canterò di un figlio che si ribellò ma ritrovò la via. Mi scese e poi mi riportò sul sotterraneo instabile. Grazie Maestro, grazie Signore. Il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Oh, dentro l'oscurità mi nascondevo e forse mi lasciavano. Provavo ad uscirne ma stavo soltanto guardando. Ma quando la strada finì fu lì che io conobbi lui. Mi disse che non ero solo
Signore, grazie Dio. Adesso noi dichiareremo: l'inferno non mi avrà, io sono libero. Amen? Dichiariamo: l'inferno non mi avrà. Non mi avrà, io sono libero, libero. L'inferno 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 non mi avrà, io sono libero, libero. Scelse poi mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarà per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, scelse poi mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarà per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Prima di cantare la prossima canzone, io volevo che mettessi qua il ritornello mi scelse poi. Metti per favore qua. E io volevo che tu leggessi questa parte. Leggiamo: mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Puoi passare avanti? Mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Tu vuoi provare a cantare questa canzone di gratitudine a Dio? Cantiamo insieme. Io so che questa è una canzone nuova e noi dobbiamo imparare ancora, ma questa è una canzone di molta gratitudine al Signore. E Dio ama un cuore grato. Dichiariamo questo: Signore, mi scelse poi, mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Noi ti adoriamo Gesù. Ai Spirito Santo, che i nostri cuori questa sera siano rotti davanti alla tua presenza, che i nostri cuori siano aresi davanti a te Gesù. Ai Spirito Santo, tu hai preso ogni parte, hai guarito ogni parte di noi, ogni cosa, ogni breccia che il nemico aveva aperto, il Signore ha restaurato. E questa sera noi vogliamo dichiarare che noi siamo qui, Signore, sul tuo altare. Versa il tuo fuoco dentro di noi, versa la tua presenza dentro di noi, riempici con tua gloria, con la tua presenza, Gesù. Hai visto mio cuore rotto, hai
costruire, pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Hai preso tutte le pietre che ti ho lanciato contro e ne hai fatto qualcosa di nuovo, hai commesso il mio nome. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in Spirito Santo, riaccendi un fuoco in noi, Gesù. Riaccendi un fuoco in noi, Gesù. Che la fiamma del tuo Spirito Santo, che la fiamma non venga a spensi dentro di noi, Gesù. Spirito Santo, riaccendi ancora una volta il fuoco, Signore, il fuoco del primo amore, il fuoco
fuoco, Signore, il fuoco, Signore, il fuoco, Signore, il fuoco del tuo Spirito, Gesù. Riaccendi ancora una volta, Gesù. Spirito Santo. Santo Spirito Santo. Riaccendi ancora una volta, Spirito Santo. Spirito di Dio, Santo Spirito, Spirito Santo. Comincia a chiedere al Spirito Santo che il fuoco non si spenga dentro di me, che il fuoco non si spenga dentro di me, che il fuoco non si spenga dentro di me, che il tuo fuoco, Spirito Santo, che il tuo fuoco, Spirito Santo, non si spenga. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo. Dichiari: io sono tuo. Fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Fuoco, fuoco nei tuoi occhi mi ha bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Dichiari: sono tua. Vicino a te io rimarrò, il tuo. Io sono, io fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto bruciando bruciando tutti gli altri amori. Fuoco, fuoco nei tuoi occhi. Bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Potenza dello Spirito Santo, potenza dello Spirito Santo, potenza dello Spirito Santo, potenza dello Spirito Santo. Noi dichiariamo: io ancora fame, c'è ancora. Vieni a io ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a
io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a sacerdoti, la fiamma non si spegne, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegne, noi che siamo sacerdoti, la fiamma, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Ancora più forte di questo, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, fuoco nei tuoi occhi, bruciando, bruciando, bruciando tutti gli accamori, bruciando tutti gli accamori, fuoco, fuoco nei tuoi occhi. Bruciando tutti gli accamori, bruciando tutti gli accamori, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, noi che
l'Evangelo di Dio. Siamo un popolo che abbiamo ricevuto le sue promesse, e una di queste promesse è che sulla nostra vita sarebbe versato lo Spirito Santo. Dio voleva che lo Spirito Santo sarebbe versato nel tuo cuore per darci vita, per darci speranza, per darci doni. E Lui è qui. Lui vuole evidenziare questa chiesa, Lui vuole evidenziare questo popolo, non una gente vuota, non come persone che non ce l'hanno nulla, ma che ce l'hanno la braccia di Dio, che l'hanno il fuoco di Dio, che l'hanno la vita di Dio, che l'hanno lo Spirito Santo di Dio. Alza la tua mano su questa sera e dici: Dio, versa sulla mia vita tuo Spirito, tuo fuoco, la tua potenza, e brucia nel mio cuore la grazia di vivere, la speranza di vivere. Dio ti ha dato doni perché devi usarli. I doni che Lui ha versato sulla tua vita è per usare. Devi usare per la gloria di Dio. Em nome di Gesù io voglio profetizzare nella tua vita questa sera. Se per acaso c'è un bel tempo già che tu non riesci a sentire la presenza dello Spirito Santo, se per acaso c'è un bel tempo già che non riesci a usare i doni dello Spirito Santo, io profetizzo sulla tua vita. Questo è il momento per bruciare un'altra volta quello che tu sentivi un bel tempo fa. Em nome di Gesù, Spirito Santo di Dio, eccoci qua, ecco il tuo popolo qua, ecco la tua chiesa viva, la tua chiesa che crede nella tua presenza, la tua chiesa che crede nella manifestazione dei doni, nella tua chiesa, Signore, siamo la tua chiesa che crede nella tua presenza. Eccoci qua, vogliamo bruciare, bruciare, bruciare con il tuo Spirito. Vieni Spirito Santo, riaccende il fuoco. Oh, non avete vergogna, non avete paura. Questo è il momento, questo è il luogo giusto, sotto la presenza di Dio. Battezza Dio, battezza Spirito Santo, riaccendi in nome di Gesù. La Bibbia ci dice nel libro di Atti, capitolo 2, in quel momento che Gesù è tornato sulla terra, ha riunito i suoi discepoli che erano pieni di paura, erano preoccupati perché non sapevano cosa fare. Ok, capiamo perché erano fino lì, erano 100% umani, ma c'era una roba che doveva arrivare in pochi minuti, perché Gesù sapeva, per condurre la sua chiesa, per fare il messaggio dell'Evangelo, essere raccontati in tutto il mondo, bisognava della presenza dello Spirito Santo. Noi non possiamo avanzare senza lo Spirito Santo, noi non possiamo crescere nella fede senza lo Spirito Santo, noi non possiamo resistere alla tentazione senza lo Spirito Santo, non possiamo fare l'opera di Dio senza lo Spirito Santo, non possiamo fare nulla senza di Lui, nulla, non possiamo essere felici 100%,
sarebbe il suo Spirito Santo su tutta la carne, su tutti gli uomini, tutte le donne, per darti potenza, per darti doni, per darti la vita. E Lui è qua oggi. Da quel giorno fino oggi Lui non si è sparito, Lui non si è messo di te, Lui non ha dimenticato di te. E tu sei qua oggi, noi siamo qua oggi per fare che con questa promessa essere compiuta, ci fosse compiuta. Gesù c'è potenza, Gesù c'è grazia, Gesù c'è l'amore, Gesù c'è tutto che noi non riusciamo a capire. È sua promessa per la nostra vita. Cercate lo Spirito Santo, cercate lo Spirito Santo, cercate lo Spirito Santo. Lui ha la ragione di esserci qua. Lui è la ragione, Lui è il motivo, Lui è quello che fa fare. Lui è quello che ha messo i doni nella tua vita. Tu hai i doni dello Spirito Santo. Sulla tua vita c'è i doni dello Spirito Santo. C'è il dono delle lingue, c'è il dono dell'amore, c'è il dono della fede. Io non so, però io so che c'è. Abbiamo i doni di profetizzare, abbiamo i doni di mettere la mano sul demoniato e quelle demoni devono scappare via, devono scappare via. Abbiamo questo dono dei miracoli, abbiamo doni di cura, perché è lo Spirito Santo che fa muovere la sua Chiesa. È Lui che fa. Alziamo un'altra volta le mani in cielo, verso il cielo. Preghiamo così: Dio, pregate insieme: Dio, io credo nella tua parola. Forte: io credo nella tua parola. Io credo in te. Io credo nel tuo Spirito. Io credo che tu hai versato il tuo Spirito sulla mia vita. Quindi vieni, riempimi con il tuo potere. Un'altra volta: riempimi del tuo Spirito. Em nome di Gesù. Amém. Aleluia. Aleluia. Applauda più forte, dai. Grazie mille Gesù. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Non avete paura. Quando arrivi a un momento che sembra che adesso mi sono finite le possibilità, adesso la mia vita sono messo male, non ce la faccio più, non trovo più una soluzione, o forse sia per un amico, un parente, un próximo di te che sta passando per un momento difficile. Ti ricordi una cosa: tu hai lo Spirito Santo di Dio. Non há niente impossibile per Dio, neanche difficile. Profetizzi, sia un profeta nella vita degli altri. Sia un profeta. Un profeta non è solo quella persona che così dice il Signore, non è solo così. Il profeta è quello che mostra il cammino sbagliato che la persona sta seguendo e dice: così non va bene, tu devi prendere questa via di qua, perché se prendi questa via di qua sei messo male.
Il profeta non è solo quello che guarda, così non va bene, sei messo male, ciao, vai all'inferno, tu sei in peccato, non voglio sapere, ciao. No, il profeta di Dio fai vedere il peccato che stai commettendo, così non piace a Dio. Quindi mi raccomando, vai di qua, così troverai la vita eterna, in là troverai la morte eterna. Preghi, mette la sua mano, profetizzi, cura, liberazione, miracoli, in nome di Gesù. Amen? Perché? Perché siamo una chiesa con lo Spirito Santo. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola profetica di Dio, abbiamo i doni di Dio. I demoni devono obbedirci, lui devono scacciare via, devono andare via, perché non è la mia parola. Quando io dico vai via demone in nome di Gesù, non è la mia parola che lui sente, è la parola di Dio. Lui non sta obbedendo a me, sta obbedendo a Dio. Non avete paura, profetizzi sulla tua famiglia, profetizzi sulla tua casa, sui tuoi figli. Hai potere di Dio, tu sei l'autorità più grande che c'è su questa terra, nella tua famiglia. Sei tu, non sono me, non è lui, non è il pastore, non è il pastore, sei tu l'autorità dentro della casa tua. Lì decidi tu, lì decidi tu. Lo Spirito Santo è con te. Lui ti onorerà, perché la sua parola c'è potenza, la sua parola è viva, la sua parola funziona, fa succedere le cose. Amen? Quindi un'altra volta cercate lo Spirito Santo, perché lui ci ricorderà di tutte le cose che dobbiamo fare per avere una vita benedetta e piena nella sua presenza. Amen? Un altro applauso più forte a Gesù. Alleluia, più forte, in onore al Signore Gesù, che c'è il merito, che è il Signore dei Signori, che è il Mestre dei Mestri, è il Re dei Re. Lui è il Dio dei Dei, lui è tutto, è il Creatore, è l'Eterno. Gesù, tu sei santo, gloria al tuo nome Gesù. Alleluia, alleluia. Sono pieno di gioia oggi. Io devo fermarti, se non vado avanti. Calma pastore, adesso finisco. Amen? Sto senza voce, perché lo Spirito Santo è qua. Chi può sentire la sua presenza? Il culto non è ancora finito. Aspetti, vedrai cosa succederà oggi, non domani. Amen? Alleluia! Voglio condividere un testo della parola di Dio che c'è scritto nel libro dei Proverbi, capitolo 3, versetto 9 e 10. Dice così: onori il Signore con le tue offerte e le primizie dei tuoi raccolti, così i tuoi granai saranno colmi e le tue botti piene di vino. Questa è un'altra promessa di Dio. Dice così i tuoi granai saranno colmi e le tue bottiglie piene di vino. Quello che riesce a fidarsi di Dio non rimarrà rattristato mai, perché questa persona che ha creduto in Dio, che ha messo la sua fede nel Signore, nella parola, non sarà mai una persona vuota, una persona che non vedrà i miracoli, una persona che non vedrà la sua manifestazione, una persona che non vedrà la sua prosperità su tua vita. Quello che riesce a fidarsi di Dio sarà pieno, perché Dio non si lascia prendere in giro.
Lui non è un bugiardo. Tutto che lui dice si compie. Tutto che lui c'è scritto sulla Bibbia sarà come c'è scritto sulla Bibbia. Succederà. E non è diverso, fratelli. Potete sedersi. Non è diverso su questo discorso delle finanze. Io so che è ancora un tabù, che si dice tabù. Non so. È ancora una roba c'è un po' di... È un po' pericoloso parlare su cose, perché a volte la gente non capisce. Ma su questo discorso sulle finanze non è diverso. C'è promesse di Dio su questa area. Come la salute, come la liberazione, come c'è sulla famiglia, come c'è sui ministeri, come ci sono sulle nostri figli, ci sono promesse anche sulla nostra area economica e finanziaria. Però, come tutte le cose in Dio si fa credendo in Dio, non può essere diverso su questa area qua. Non è diverso. Quando vengo qua e porto un'offerta con il mio cuore, non sto parlando di quantità di valore, ma sto parlando di qualità del cuore. Quando vengo qua davanti all'altare del Signore e metto qua dentro un'offerta che è nata nel mio cuore, senza togliere quello che Dio ha messo nel mio cuore, io sto essendo fedele. E su quello lì io prospererò. Se Dio ti ha detto, oh, io voglio che tu... E lui, la parola dice che lui ti dà il seme che deve essere piantato. C'è scritto in 2 Corinzi. Lui ci dà il seme che dobbiamo mettere qua. Se lui ti ha detto €1, sia fedele su questo €1. Se Dio ti ha detto 5, sia fedele su questo 5. Se ha detto 10.000, sia fedele. Perché non è su questa chiesa che stai dando soldi, è nella presenza di Dio e è a Lui, perché il regno non è mio, non è del pastore, il regno non è del fratello Alberto, il regno non è nostro, il regno è di Dio. La parola che sta essendo predicata non è mia, è la parola di Dio. Quindi se vengo qua davanti all'altare, no, la mia chiesa già è piena di soldi, darò solo la metà di quello che Dio ha messo nel mio cuore, perché c'è già abbastanza. È sbagliato, perché quello che ti chiedi soldi, quello che ti chiede un'offerta, non sono io, è il Signore, è lo Spirito Santo di Dio. Onori il Signore con quello che c'è nel tuo cuore, tutte le tue finanze, con tutte le tue cose, sia i tuoi soldi, sia il tuo tempo, sia la tua mano di opera per lavorare nella chiesa. Qualsiasi cosa, sia fedeli a Dio, qualsiasi valore, qualsiasi cosa che stai facendo o che farai. Amen? Vedrai sulla tua vita tante benedizioni, vedrai sulla tua vita le finestre del cielo, le porte del cielo si aprendo e vedrai le benedizioni arrivando, la tua famiglia sarà benedetta, tutti i tuoi figli saranno benedetti, la tua generazione sarà benedetta. Amen? Forse un altro giorno vi racconterò qualche testimone su questo che faceva la mia mamma nell'inizio della fede. Mio papà non era credente, ma la mia mamma era credente. E la mia mamma offertava tanto, nascosto del mio papà, che non era credente. Anche mio papà si è diventato prospero senza sapere da dove venivano i soldi. Era la mia mamma che piantava lì sull'altare di Dio con un cuore sincero. Non era il valore, era il cuore. Amen? Possiamo alzarci in piedi, portare qua davanti all'altare di Dio un seme di grazia, di gioia, di gratitudine per la gloria di Dio. Amen? Preghiamo. Sono già senza voce. Amen, preghiamo. Io sono contento perché Dio è qua, lo Spirito Santo è qua. C'è già tanta aspettativa nel mio cuore per sentire la parola di Dio. Amen. Prima preghiamo per sentire la parola di Dio. Amen. Grazie mille, Signore Gesù. Grazie dal primo minuto che siamo qua.
perché la tua presenza è arrivata prima di noi e noi ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo per la lode, ti ringraziamo per la tua presenza che è già manifestata nel nostro mezzo, e allora vogliamo ringraziarti, Signore, per questa ricca opportunità di portare davanti sul tuo altare un'offerta di gratitudine, un'offerta di grazia, un'offerta di gioia, un seme che tu hai piantato nel mio cuore, Signore. Grazie mille, perché questo qua che ho oggi in mano non è stata fatta dai miei braccia, delle braccia, ma sei stato tu che mi hai benedetto, Signore. Tu hai messo questo valore in mio cuore. Io ti ringrazio e ti consegno quello che tu hai messo nel mio cuore. Io ti chiedo, Gesù, benedici il tuo popolo, benedici, Signore, la tua nazione santa, benedici, Signore, la tua chiesa, i tuoi figli, in nome di Gesù, che tu, oh Signore, possa versare sulla nostra vita le tue benedizioni di prosperità. Vogliamo e ti chiediamo in questa sera, versa sulla tua chiesa, sui tuoi figli, la tua promessa che dice che saremo prosperi, che vedremo riempirsi, Signore, la nostra vita con le tue benedizioni. In nome di Gesù, in nome di Gesù, alleluia. Devi venire con cuori pieni di gioia, amen. Se volete fare, potete cercare la sorella che va dietro con la macchinetta, si può informare con la carta, c'è anche la busta di missione. Se vuoi più informazioni, parlate con la nostra cara sorella Dieula, che è là, in nome di Gesù.
Gioia e pace di Gesù a tutti. Buonasera. Allora, prima di passare al momento della parola, voglio dare solo alcuni avvisi per questa settimana, i prossimi giorni. Questa settimana, mercoledì, abbiamo i nostri in casa, i nostri incontri infrasettimanali nelle nostre case. Questi sono i nostri 5 punti di ritrovo. L'unica informazione che voglio aggiungere oggi è che per i nostri in casa la via di Casteldazzano, dove i leader sono Giacomo e Catrini, come sapete, hanno appena avuto una grande gioia in casa, la nascita di loro figlio Elai, quindi per questo momento chi sta partecipando solitamente negli in casa la via può andare a partecipare da Anderson, da Grace, ecco lì. Abbanai, Anderson, grazie mille. In casa Ponte di Gioia a Savai, va bene? Per gli altri punti invece continuano sempre Porto, Saval, Bussolengo, Ronco all'Adige. Se stai già partecipando, sono sicuro che la tua vita sta venendo edificata e stai edificando le altre persone del tuo in casa in questo modo di essere chiesa, così come vivevano gli apostoli e i primi cristiani della chiesa primitiva. Se ancora non stai partecipando a qualcuno di questi in casa, cerca il leader oggi qua questa sera dell'in casa più vicino a casa tua, così che puoi iniziare a partecipare anche te. Sono sicuro che ne sarai più che benedetto. Amen? Quanti andranno all'in casa mercoledì? Un po' di più, dai, alzate le mani su. Almeno fate finta che ci andate, così facciamo un po' di pubblicità. No, scherzo, andate all'in casa, se è una benedizione. Prossimo avviso invece, abbiamo presentato per la prima volta la settimana scorsa il nostro progetto missionario di B-Running, che prenderà vita, sta prendendo vita nella vita di molti, tra cui la mia, che in queste settimane sto andando a fare qualche passeggiata la mattina presto per rimettermi un po' in forma, ma il 16 novembre sarà il giorno X in cui andremo a partecipare a questa giornata di corsa o magari per qualcuno come me di camminata, no? In giro per Verona, e ci andremo però con un proposito evangelistico. È un progetto missionario, quindi ci saranno molti corridori, ci saranno atleti, ci saranno famiglie e ci saremo noi, che noi non andremo a cercare di vincere una corona corruttibile, ma come dice Paolo andremo a cercare di vincere una corona incorruttibile, che è la salvezza di questa città. Ci presenteremo lì con delle magliette personalizzate della nostra chiesa, andremo lì per portare la testimonianza del Vangelo attraverso la nostra vita. Tu che vuoi partecipare, c'è il link nel nostro gruppo WhatsApp, siamo in Cristo, per entrare all'interno di un altro gruppo WhatsApp dove diamo tutte le direttive, alcuni consigli anche di allenamento in vista di questo giorno. Non c'è per forza la necessità di andare a correre come dei matti. Se tu hai la capacità di farlo, buon per te, ma se tu vuoi andare semplicemente lì con i tuoi figli, con la tua famiglia, puoi fare anche una passeggiata e non c'è nessun problema. Come ho detto, il nostro proposito non sarà quello di vincere la maratona, sarà quello di portare la testimonianza del Vangelo. E questo è un progetto missionario. Oggi è il secondo sabato del mese. E questo sabato, no, come ogni mese, il secondo sabato è un sabato che noi destiniamo alle missioni come Chiesa. La cucina che noi abbiamo qua alla fine del culto sarà una cucina in cui oggi tutte le entrate sono devolute per i progetti missionari, così come ogni mese. Come molti di voi già sanno, sosteniamo una sorella che da un anno è partita in missione. Come Chiesa noi sosteniamo la sua opera, la sua vita, perché sappiamo che ognuno deve fare missioni, ognuno di noi è chiamato a fare missioni. La chiamata che Gesù ci ha dato è per fare missioni, è per fare discepoli, ma sappiamo anche che ognuno di noi ha un modo diverso per compiere la sua chiamata. Abbiamo parlato questo proprio l'altro ieri per chi ha partecipato al corso Seguitemi, no?
che abbiamo ricominciato. La prima lezione è proprio incentrata sullo scoprire la nostra chiamata. E abbiamo parlato dei 3 punti della chiamata, no? E uno di questi punti è il come devo compiere la mia chiamata, no? E la nostra chiamata è fare discepoli. E ognuno di noi però ha un modo diverso per fare discepoli. Gesù, lo Spirito Santo, nella sua multiforme grazia, ha donato ad ognuno di noi doni, talenti, capacità, averi, ha donato tante cose diverse ad ognuno di noi per poter fare missioni. Stavo pensando a questo proprio finché venivo in chiesa, no? Perché stavo arrivando in macchina con Benjamin e Liam, i miei figli. Liam è il più piccolino, di 6 anni, Benjamin ce n'ha 10, e in macchina abbiamo degli occhiali, giocattolo, diciamo da bambini, a cui si possono cambiare le lenti. E Benjamin, il bambino più grande, no? Mio figlio più grande, ha preso questi occhiali e voleva cambiare le lenti, ma non ci riusciva. Allora Liam, il figlio più piccolo, ha detto: dai, dammi qua che ci penso io. Ha preso le lenti e in 2 secondi le ha cambiate, no? E a me è venuto da ridere, perché ho pensato, mio figlio di 6 anni insegna a quello di 10 anni come cambiare le lenti degli occhiali, no? Però io so che Liam è una persona a cui Dio ha dato talenti manuali molto grandi. Io mi fido a dare il mio telefono in mano a Liam, non mi fido tanto a darlo in mano a Benjamin, perché Benjamin non ha grandi manualità. Benjamin però è molto intelligente, lui fa calcoli matematici di classi a cui ancora non è arrivato, di studio, quindi è super intelligente, ma ognuno di loro si distingue per qualcosa che Dio gli ha dato. E non è diverso nella nostra chiamata. Dio ad ognuno di noi ha dato dei talenti, ha dato dei doni, ha dato qualcosa affinché possiamo svolgere la nostra chiamata che Lui ci ha dato per comandamento nel modo più fruttifico possibile. Quindi questa nostra sorella è andata in missione, ma noi da qua possiamo fare la nostra parte. E fare la nostra parte da qua vuol dire pregare, ad esempio, per lei, per questa sorella, ma anche poterla aiutare economicamente. Gilson ha parlato proprio adesso che abbiamo delle buste di missioni là, affinché chi vuole fare un'offerta missionaria può farle. Queste offerte missionarie oggi sono destinate per aiutare questa sorella, così come la nostra cucina che avremo questa sera, così come i carnet missionari, ma abbiamo tanti altri progetti missionari. Il B-Run è il primo di questi che stiamo mettendo in pratica, ma come abbiamo ripetuto negli ultimi mesi insieme alla missionaria Sandra, leader di missioni, abbiamo diversi progetti missionari che ci piacerebbe mettere in atto, quello di andare a riuscire ad entrare negli ospedali, nelle case di cura, case di riposo, avere squadre di persone che vanno a donare il sangue, in modo di fare missioni in un modo pratico, in un modo intenzionale, portando il Vangelo attraverso la nostra testimonianza. Noi siamo una chiesa missionaria, non perché ci definiamo così, ma perché ogni chiesa di Cristo deve essere una chiesa missionaria, se vuole compiere il comandamento che Lui ci ha lasciato. Andate per il mondo, fate miei discepoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen? Bene. Quindi B-Running, finiti gli avvisi, possiamo passare al momento della parola. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che ci hai fatto vivere fino adesso. Sappiamo, Signore, che la tua presenza è stata viva ed è viva ancora e reale qua in mezzo a noi. Sappiamo, Signore, che le tue benedizioni verso di noi non sono finite, non solo in questa serata, ma in tutta la nostra vita. Per questo a te diamo ogni lode, a te diamo ogni gloria. Ma ti chiediamo, Signore, in questo momento che tu possa parlare ai nostri cuori. Che non sia io a parlare, ma che il tuo Spirito possa dal tuo trono far uscire una parola di trasformazione, una parola di grazia, una parola di rinnovo per le nostre vite. Benedici la tua Chiesa per mezzo della tua parola, per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, al versetto 35 in avanti.
Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1 del 35 in avanti, dice così. Il giorno seguente Giovanni Battista sta parlando, era di nuovo là con 2 dei suoi discepoli. Questi 2 suoi discepoli erano Andrea e l'altro molto probabilmente era lo stesso apostolo Giovanni che ha scritto questo Vangelo. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi 2 discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove Gesù abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la 10ª ora. Amen. Fino qua. Bon, questo testo è un testo semplicemente con cui partirò, non mi baserò strettamente su questi versetti per la parola di oggi, ma è un testo in cui vediamo Giovanni Battista che insieme a 2 suoi discepoli vede Gesù, dice: ecco, questo qua è Gesù, è l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Quando i suoi 2 discepoli sentono queste parole dicono: boh, allora, visto che lui è l'agnello di Dio, andiamo a seguire lui, no? E cominciano a seguire Gesù, e Gesù si accorge che c'erano questi 2 che lo pedinavano, no? Che lo seguivano da dietro, e Gesù si gira verso di loro e gli fa una domanda che, quando ho letto questi versetti in questi giorni, ha catturato tanto la mia attenzione. E gli ha detto: cosa cercate? E mi è piaciuta ancora di più la risposta di Andrea e di Giovanni. E gli ha detto: noi vogliamo sapere dove tu abiti. Vedete, questa risposta mi fa intendere una cosa. Sappiamo che Andrea diventerà poi un suo apostolo. Se effettivamente è Giovanni, l'altra persona, anche lui lo diventerà. E questi 2 uomini, questi 2 futuri apostoli avevano a cuore una cosa, sapevano bene quello che cercavano. Gilson ha detto prima: cercate lo Spirito Santo, cercate la presenza di Dio. Vi ricordate? L'ha detto 5 minuti fa. E questo è quello che loro cercavano. E hanno detto: Gesù, noi vogliamo sapere dove tu abiti. Gesù, noi vogliamo sapere dove tu sei. Gesù, noi vogliamo sapere dov'è che risiedi, dov'è che risiede la tua presenza. Gesù, noi vogliamo stare vicino a te. Fino dai primi passi di questi apostoli avevano inteso da subito che cosa veramente è importante per noi cristiani: stare vicino a Gesù. Fino da questi passi dei primi 2 discepoli noi possiamo vedere quanto desideravano la presenza di Gesù nella loro vita. E questa, fratelli, è una domanda che secondo me Gesù rivolge oggi a tutta la sua Chiesa, perché io mi immagino che Gesù veda ognuno di noi uscire dalle nostre case per venire in chiesa. Ci vede quando noi lo stiamo seguendo in macchina arrivando fino alla porta della chiesa. Ci vede quando scendiamo dalla macchina e lo seguiamo fino dentro la chiesa. E quando arriviamo qua, io mi immagino che Gesù finalmente si gira verso di noi e ci chiede: perché siete venuti qua? Che cosa cercate qua? Che cosa sei venuto a cercare qua? È una domanda che Gesù fa a te, così come la fa a me. Che cosa sei venuto a cercare qua? Sei venuto a cercare un miracolo? Sei venuto a cercare una guarigione? Sei venuto a cercare una restaurazione? Sei venuto a cercare una benedizione materiale sulla tua vita? Perché sei venuto qua questa sera? Sei venuto a cercare la comunione coi fratelli? Perché sei venuto qua questa sera? O semplicemente tu volevi chiedere a Gesù: dove abiti? Io voglio solo stare alla tua presenza. La parola di Dio ci parla
dell'importanza, dell'effetto e della materializzazione della presenza di Dio dall'inizio fino alla fine della Bibbia. In Genesi 3:8 noi vediamo il primo uomo alla presenza di Dio, Adamo, che passeggiava nell'Eden insieme a Dio. Noi lo vediamo nei patriarchi, lo vediamo in Giacobbe, quando in Genesi si sdraia su quel suolo, pone quella pietra come capezzale, come cuscino per dormire, comincia a avere un sogno, una rivelazione di Dio. Quando si sveglia impaurito dice: questa è la casa di Dio, io so che Dio abita qua. E poi fa un patto con Dio, gli dice: Dio, io ti darò la mia decima, tu sarai il mio Dio se tu sarai con me, se la tua presenza sarà con me. La presenza di Dio, la sua importanza è sottolineata in tutta la Bibbia. In Esodo, al capitolo 33, noi vediamo che Mosè ha paura di partire con il suo popolo in mezzo al deserto, perché il popolo aveva appena peccato, aveva fatto quel vitello d'oro, no? E dice: Dio, se tu non sei con noi, io non vado. Se la tua presenza non è con noi, io non mi muovo da qua. Ma Dio risponde: vai, la mia presenza sarà con te, non temere. E questa presenza di Dio si manifesta con una colonna di fuoco di notte, con una nuvola che li copriva e li proteggeva di giorno. Questa presenza di Dio si manifesta in ogni battaglia, in ogni guerra che il popolo di Israele combatte all'interno di questo deserto. La presenza di Dio viene poi viene poi materializzata attraverso la costruzione dell'arca dell'alleanza, che rappresentava la vera, viva presenza di Dio in mezzo al popolo. Successivamente noi vediamo il re Davide e quanto Davide desiderava questa presenza di Dio. Davide è forse la persona più iconica di tutta la Bibbia che noi possiamo trovare per parlare di presenza di Dio. Abbiamo accennato questo proprio giovedì nel corso Seguitemi. Fin dal primo momento che Davide è diventato re, la prima cosa che ha voluto fare come re non è stato incrementare l'esercito, non è stato costruire palazzi, non è stato rinnovare le infrastrutture della città. La prima cosa che Davide ha voluto fare è stata portare l'arca dell'alleanza, la presenza viva di Dio in mezzo alla città. Perché per Davide la presenza di Dio era tutto. Nel Salmo 16 Davide scrive che la presenza di Dio gli dava gioia, che ci sono delizie di allegria alla destra di Dio. Per Davide la presenza di Dio era protezione. Nel Salmo 23, versetto 4: anche se camminassi in una valle oscura, io non temerò nessun male, perché tu sei con me. La tua presenza è con me, e se la tua presenza è con me, io non temerò nessun male. Se la presenza di Dio è con noi possiamo essere gioiosi. Abbiamo parlato la settimana scorsa di quanta gioia, di quanta allegria c'è nell'essere cristiani, perché la presenza di Dio ci dà allegria. Ma non c'è solo questo, la presenza di Dio, c'è protezione. La protezione che Davide viveva nella sua vita, che il popolo di Israele viveva nella sua vita, quella protezione per la quale Davide ha voluto l'arca dell'alleanza a Gerusalemme dal primo momento che lui era re. Per Davide la presenza di Dio era la sua priorità. Nel Salmo 27 dice: una cosa ho chiesto, di restare nella casa dell'Eterno ogni giorno della mia vita, di restare alla tua presenza ogni giorno della mia vita. Una cosa io ti chiedo, Dio. Io non ti chiedo di diventare ricco, io non ti chiedo di diventare famoso, io non ti chiedo di essere un re con grande successo, io non ti chiedo benedizioni per la mia casa. Una cosa io ti chiedo: di poter restare alla tua presenza. La presenza di Dio era tutto per Davide. Era così tutto che quando Davide ha commesso quel peccato di adulterio con Betseba e poi di omicidio col marito di Betseba, Davide scrive il Salmo 51, un salmo nel quale scrive così: Dio, dammi un cuore puro, Dio, non togliere da me il tuo Santo Spirito. Ma prima ancora di questo dice: Dio, non togliermi dalla tua presenza. La presenza di Dio è qualcosa di fondamentale per la vita di noi cristiani. Ognuno di noi dovrebbe godere della presenza di Dio
e non soltanto il sabato in chiesa, ma ogni istante della nostra vita. L'altro giorno, mercoledì, abbiamo avuto qua il nostro B-Brazer degli uomini, abbiamo fatto un momento all'inizio del culto di lode, e durante questa lode c'è stato un momento sovrannaturale in mezzo a noi. Uomini che profetizzavano, altri che lodavano, altri che hanno iniziato a avere una lode spontanea, altri che intercedevano. È stato qualcosa di sovrannaturale. Eravamo qua seduti intorno a un tavolo in cerchio, John con la chitarra, Adam che suonava il tamburo, una cosa molto semplice, ma finché c'era questo momento di lode, la presenza di Dio è stata qualcosa di palpabile in mezzo a noi, è stato qualcosa di sovrannaturale. E io credo che tutti noi, e se non tutti, molti di noi hanno già vissuto attimi simili alla presenza di Dio. La presenza di Dio è qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite. Io mi ricordo i primi tempi che venivo in chiesa, volevo evangelizzare i miei amici e parlavo con l'Andrea, gli dicevo che cosa posso dirgli per convincerli a venire in chiesa, perché loro non vogliono venire. Devo parlare che questa religione è meglio, devo parlare delle differenze della Bibbia, devo parlare. L'Andrea mi diceva così: falli soltanto venire, perché la presenza di Dio li convincerà. È la presenza che ci trasforma, la sua presenza ci trasforma, la sua presenza cambia vite, la sua presenza produce in noi un frutto di vita eterna. È la sua presenza. Così come Davide non poteva stare senza la presenza di Dio, allo stesso modo anche noi non dovremmo stare senza questa presenza. E se vogliamo in qualche modo avere una vita trasformata, è la presenza di Dio che ce la può trasformare. Ho già raccontato questa testimonianza tempo fa. Sapete che io sono un appassionato, un amante dei testimoni di Geova. Quantomeno quando vengono a casa mia, mi piace tanto farli venire in casa, offrirgli un caffè e stare lì a parlare con loro, discutere con loro della Bibbia, no? Cercare di portarli sulla retta via, dibattere sulla parola, è qualcosa che mi piace fare. Ma mi ricordo un giorno specifico in cui sono venuti due ragazzi e io, fermo delle mie convinzioni, sono uscito verso di loro in giardino, ho detto: oggi evangelizzo questi due giovani testimoni di Geova. Sono andato con tutte le mie motivazioni, con tutta la mia conoscenza biblica, ho parlato della legge del riscatto, ho parlato di come Cristo per forza non può essere nient'altro che Dio e non un angelo come loro credono. Ho usato tutte le motivazioni possibili per convincerli di questo. Quando sono usciti dal cancello di casa mia, io mi sono girato, entrando in casa gioioso di questa mia esposizione biblica, lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore e mi ha detto: hai detto tutto questo a loro e non hai neanche pregato per loro? Come posso io fare la mia opera? Come posso trasformare qualcuno senza la mia presenza? Mi ricordo che per la grazia di Dio, dopo alcune settimane sono ritornati questi due ragazzi. Abbiamo passato ancora una mezz'ora a parlare, a discutere, ma prima che loro andassero via ho detto: possiamo fare una preghiera insieme. E quel giorno abbiamo pregato insieme. Senza la presenza di Dio niente di quello che noi sappiamo, niente di quello che noi abbiamo vissuto, la nostra conoscenza biblica, niente di quello che io posso dire da un pulpito può valere qualcosa se lo Spirito Santo, se la sua presenza non convince i cuori di ognuno di noi. La presenza di Dio è qualcosa di innegoziabile per la nostra vita. E dopo la venuta di Davide sono venuti i profeti che hanno profetizzato finalmente la materializzazione della presenza di Dio. Il primo fu Isaia, quando disse: arriverà la presenza di Dio sulla terra, si chiamerà Emanuele. Lui è la presenza di Dio, è il Dio incarnato e lui venne, abitò sulla terra con noi, camminò come noi finché non morì per noi, Gesù Cristo. Ma dopo Isaia
Ci fu un altro profeta che profetizzò la materializzazione della presenza di Dio, è il profeta Ezechiele, che nell'ultimo versetto del suo libro ci dice così, che un giorno la città sarà chiamata Yahweh Shammah, che significa il Signore è là. E questa profezia, questa rivelazione di Ezechiele è la rivelazione che per prima ci fa intendere che lo Spirito Santo di Dio, questa materializzazione della presenza di Dio, sarebbe scesa non semplicemente in mezzo a noi, ma sarebbe entrata in noi. Oggi la presenza di Dio vive dentro ognuno di noi. Però, sapendo questo, c'è una domanda che io per forza mi devo porre. Perché se la presenza di Dio abita in me, io non vivo 24 ore su 24 la presenza di Dio nella mia vita. Perché quella presenza di Dio che abbiamo vissuto con gli uomini mercoledì, io non la stavo vivendo questa mattina. Perché quella presenza di Dio che abbiamo vissuto sabato scorso nel momento di lode, non l'abbiamo vissuta ogni istante di questa settimana. Perché quella presenza di Dio che abbiamo vissuto in questi primi minuti di culto durante la lode, non la vivremo probabilmente ogni istante di questa settimana. Perché succede questo? Perché se la sua presenza abita in noi, non viviamo ogni istante questa presenza meravigliosa, sovrannaturale, questa presenza che ci fa piangere, questa presenza che ci fa ridere, questa presenza che ci fa saltare, esultare in Cristo, questa presenza che ci dà gioia, che ci riempie il cuore, perché non riusciamo a viverla ogni istante della nostra vita. Perché? Davide scrive un salmo, il Salmo 34, in cui dice così nel versetto 5: coloro che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Quando Davide scrive questo salmo, lo dico per esclusione perché troviamo solo questo episodio all'interno della Bibbia, probabilmente si riferisce a quel giorno in cui Mosè ha guardato Dio, e quando Mosè ha guardato Dio ne è uscito illuminato. Si riferisce a quei passi che troviamo in Esodo 33, Esodo 34, quando Mosè dice: Dio, io voglio vedere la tua faccia, Dio, voglio vedere la tua presenza. Dio dice: la mia faccia non la puoi guardare, ma ti farò vedere la mia schiena. Dio passa, Mosè guarda la schiena di Dio. Quando poi finisce questo episodio, subito dopo Dio dà le leggi, i 10 comandamenti a Mosè. Mosè scende dal monte Sinai con questi 10 comandamenti, e quando arriva davanti al popolo, tutto il popolo è meravigliato, dice: Mosè, ma cosa ti è successo? Mosè dice: ma come cosa mi è successo? Ma guardati, guarda la tua faccia, hai la faccia che brilla. Mosè si accorge che aveva tutta la faccia che brillava. Perché questo? Perché era stato alla presenza di Dio. E questo passo va avanti dicendoci che Mosè da quel giorno cominciò a mettere un velo sopra il volto. Perché metteva un velo sopra il volto? Forse a quel tempo il popolo di Israele pensava: forse Mosè mette un velo sopra il volto per non farci avere paura, o affinché non cominciamo a idolatrarlo. Ma l'apostolo Paolo ci rivela il vero motivo per il quale Mosè metteva quel velo sopra il volto. Ce lo dice in 2 Corinzi 3:13. Mosè metteva quel velo sopra il volto perché quella luce che brillava sul volto di Mosè, che risplendeva sul volto di Mosè, era una luce che poco a poco stava svanendo. La presenza di Dio stava svanendo dal volto di Mosè. Sì, è vero, noi abbiamo la presenza di Dio in noi, ma la presenza di Dio in noi è una luce che illumina il nostro volto, è una luce che ci dà gioia, è una luce che ci fa sorridere quando sentiamo questa presenza, ma è una luce che un po' alla volta può svanire dalle nostre vite. È vero, noi oggi abbiamo lo Spirito Santo in noi, ma questa presenza, questo Spirito, un po' alla volta può svanire dal nostro volto. Un po' alla volta noi possiamo nascondere questa presenza.
Perché succede questo? In Genesi 6 Dio dice così: il mio spirito non contenderà per sempre con l'essere umano. Succede questo perché dentro di noi esiste una battaglia spirituale, la battaglia tra la carne, tra i nostri desideri e lo spirito che ci ha riempiti quel giorno che abbiamo confessato Gesù come Salvatore, come Signore della nostra vita. È quella battaglia che Paolo descrive in Romani 7, quando dice: il bene che voglio fare non lo faccio, ma il male che non voglio fare, questo finisco per fare. È quella battaglia spirituale che Paolo descrive in Galati, quando dice che i desideri della carne è morte, ma il desiderio dello spirito è vita e pace. Questa è la battaglia spirituale che noi dentro di noi, dentro il nostro corpo, qua dentro il nostro cuore, nella nostra mente, nel nostro spirito, noi viviamo ogni giorno, ogni secondo della nostra vita. E questa è una battaglia reale, fratelli. È una battaglia reale, è la battaglia che noi sentiamo, che stiamo vivendo ogni volta che ci mettiamo a pregare. Perché quanto è difficile pregare. Quanto è difficile piegare le nostre ginocchia e stare a pregare mezz'ora. Quanto è difficile piegare le nostre ginocchia e stare a pregare un'ora. Quanto è difficile fare questo. Sapete perché è difficile? Perché quando noi ci mettiamo a pregare, una battaglia spirituale comincia a combattersi dentro di noi. Se è per parlare mezz'ora, un'ora con la nostra amica, se è per parlare mezz'ora, un'ora con nostra moglie, con nostro marito, non c'è problema. Ma se è per parlare mezz'ora con Dio, la battaglia spirituale comincia a avvenire dentro di noi. È quella battaglia spirituale che sentiamo quando noi ci mettiamo a leggere la Bibbia. No, oggi leggerò un capitolo della Bibbia, tantissimo. Apri la Bibbia, ti metti lì, ma quasi oggi la Bibbia la leggo seduto. Dopo da seduti quasi mi siedo sul divano, magari alzo un po' le gambe. Riesci a leggere 2, 3, 4 versetti. Ti accorgi che dopo il quarto non hai capito niente di quello che hai detto, ritorni indietro. Ti accorgi che li rileggi e non capisci. Ma mi sa che oggi meglio che mi faccia un riposino, la Bibbia la leggo domani, non c'è problema. Ma se invece dobbiamo andare a leggere un libro, un romanzo, il giornale, la Gazzetta dello Sport o qualche notizia su Instagram, lì non c'è problema. Perché questo avviene? È una battaglia spirituale ogni volta che noi ci mettiamo a cercare di avere questa comunione con Dio. È una battaglia tra la carne e lo spirito, perché la carne non vuole che noi arriviamo a vivere pienamente questa presenza di Dio. È quella battaglia che viviamo quando cerchiamo di digiunare. Non ditemi che il giorno del digiuno non avete a colazione più fame di un giorno normale. Il giorno del digiuno solitamente ci svegliamo a mezzanotte perché ci abbiamo fame. Già dalla prima ora del digiuno già ci viene fame. Non si sa come mai, ti svegli alle 3 di notte con una fame, ma non ti svegli mai di notte. Ma quando è il giorno del digiuno, no, ti viene fame in ogni momento della giornata. Perché succede questo? È una battaglia spirituale che noi viviamo costantemente nelle nostre vite. Per far sì che possiamo vivere costantemente la presenza di Dio nella nostra vita, quello che deve succedere in noi è che il desiderio di vivere la presenza di Dio deve gridare più forte del desiderio della nostra carne. Perché sapete, la presenza di Dio non se n'è mai andata da noi. C'era un grande missionario dell'800, Hudson Taylor, un missionario che ha evangelizzato la Cina, che disse una frase molto conosciuta che dice così: Dio non ci abbandona mai. Se non lo sentiamo vicino è perché noi ci siamo allontanati dalla consapevolezza della sua presenza dentro di noi. Ma la sua presenza in realtà non ci ha mai abbandonato. Soltanto il nostro essere consapevoli che la sua presenza ci ha abbandonato, questo avviene nei nostri cuori.
E questo avviene proprio a causa di questa battaglia che noi viviamo. Ma c'è un modo per capire in che modo poter vivere e in che modo anche il nemico cerca di contrastare questa nostra comunione con la presenza di Dio. E il modo è concentrarci su quello che è o su quello che è stato la presenza di Dio reale un tempo in mezzo a noi, che era l'Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza era qualcosa che era, come tutto l'Antico Testamento, l'ombra di ciò che doveva arrivare. Se l'Arca dell'Alleanza era l'ombra della presenza di Dio, è perché dentro l'Arca dell'Alleanza, nel concetto di questo simbolo, di questo oggetto, ci sono degli elementi che raffigurano la presenza di Dio oggi per noi. Il primo degli elementi che noi troviamo all'interno di quest'Arca dell'Alleanza, l'Arca dell'Alleanza, per chi non lo sapesse, era effettivamente una scatola tutta d'oro con delle rappresentazioni, con delle statue sopra, e al suo interno conteneva 3 cose. La prima cosa che l'Arca dell'Alleanza conteneva erano le tavole della legge, i 10 comandamenti, quei 10 comandamenti che quel giorno che Mosè era sceso col volto illuminato, Dio aveva dato a Mosè. E come ho detto, l'Arca dell'Alleanza in tutto e per tutto è l'ombra di ciò che doveva arrivare, perché i 10 comandamenti non si compiono completamente nella figura, nella persona di Cristo Gesù. In Matteo 5,17 Gesù dice così: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, io sono venuto a compierla. Tutto ciò che rappresentavano i 10 comandamenti si compiono perfettamente in Gesù. Gesù è il compimento della legge. La legge di Dio rappresenta la presenza di Dio in mezzo a noi. È chiaro, non sto parlando di quella legge che Dio aveva dato a Mosè, quella legge oggi non c'è più. Gesù è venuto, ha cambiato, ci ha dato una nuova legge, ma questa nuova legge, la legge di Cristo, la legge di libertà, come la chiama Giacomo, è la presenza di Dio, fa parte della presenza di Dio in mezzo a noi. E la carne fa di tutto affinché noi ci allontaniamo dalla legge di Cristo. Fratelli, noi oggi siamo una chiesa che ha le luci colorate, che ha le pareti grigie. Non siamo di parete nera, siamo di parete grigia, una mezza via. Siamo una chiesa con le camicie a fiori, ma questo non significa che siamo una chiesa liberale, una chiesa che vive il liberalismo religioso. Assolutamente non è così. Anzi, siamo una chiesa che è molto rigida nei comandamenti che Gesù ci ha dato, perché noi crediamo nei comandamenti che Gesù ci ha dato e crediamo che dobbiamo vivere i comandamenti che Gesù ci ha dato. Noi dobbiamo compiere questi comandamenti. Gesù stesso in Giovanni 14 ci dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, questa è la persona che mi ama. Ma non finisce qua. Sentite che cosa ci rivela Gesù: e chi mi ama sarà amato dal Padre, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Ovvero Gesù ci sta dicendo: vuoi che la mia presenza sia con te? Vuoi che io mi manifesti a te? Allora tu devi osservare i miei comandamenti, devi compiere la mia legge. Fratelli, non possiamo essere cristiani che dicono: ah, va tutto bene, possiamo fare qualsiasi cosa perché viviamo nel tempo della grazia. Non possiamo essere cristiani che non si importano con le piccole. Mi è piaciuta tanto la predica che ha predicato il nostro leader dei giovani, Gilson, domenica scorsa al Fusion, che ha parlato che ci allontaniamo da Dio, così come Sansone si era allontanato da Dio. Ha portato l'esempio di Sansone per piccole cose che noi mettiamo nella nostra vita, per piccole distrazioni, per piccole cose che noi diciamo: ma questo non è importante, questo non è rilevante, posso fare questo, posso fare questo, posso fare quello, non c'è problema in fare queste cose. Ma tutte queste piccole cose ci allontanano dalla presenza di Dio. Gesù lo ha detto: chi mi ama segue i miei comandamenti, e a chi segue i miei comandamenti io a lui mi manifesterò. La mia presenza sarà con lui, la mia presenza sarà su di lui, quella presenza che ci dà gioia, quella presenza che ci dà protezione, quella presenza che ci fa vivere miracoli, sovrannaturale. Questa presenza si manifesta a chi vive i comandamenti di Gesù. Il secondo
elemento che c'era all'interno di questa scatola dell'arca dell'alleanza era il bastone di Aronne, il bastone che Aaron aveva portato alla presenza di Dio, che Dio aveva fatto fiorire. È un episodio che noi troviamo in Numeri al capitolo 17. Lì il popolo di Israele si stava chiedendo chi doveva essere il sommo sacerdote, diciamo così. Dio ha detto: una persona per ogni tribù, porti un bastone alla mia presenza. Il bastone che fiorirà sarà di colui che diventerà il sommo sacerdote. Tutte queste persone portano il bastone, Aaron porta il suo bastone e Dio fa fiorire il bastone di Aaron. Questo bastone poi viene riposto nell'arca dell'alleanza, e questo bastone che raffigurava il sacerdozio di Aaron si compie nel sacerdozio eterno di Cristo. In Ebrei 7 c'è scritto che noi abbiamo un sacerdote, un sommo sacerdote eterno. Ma questo sommo sacerdote eterno, fratelli, come è stato dichiarato prima durante la lode, ha investito altri sacerdoti oggi, e la nostra carne sta cercando di toglierci, di allontanarci nel vivere la presenza di Dio per quanto riguarda il suo sacerdozio. Noi come cristiani, noi dobbiamo essere consapevoli che c'è una responsabilità sulle nostre vite. Noi come sacerdoti di Cristo dobbiamo prendere questo bastone che Gesù ci ha dato, il bastone del sacerdozio, il bastone della responsabilità, il bastone dello Spirito Santo che vive dentro di noi, e cominciare a vivere una vita forte, di sacerdozio forte in mezzo a questa terra. Fratelli, Dio ci ha dato una responsabilità, l'ha data a noi. Gesù ci ha dato una chiamata, abbiamo parlato prima di chiamata. Giovedì abbiamo parlato di un versetto nel Seguitemi, di un versetto che a me piace tanto, un versetto con cui Paolo si presenta in 2 Timoteo 1:1, ma anche si presenta così agli Efesini, ai Colossesi. Paolo dice così: io, apostolo di Cristo Gesù, chiamato per volontà di Dio. Noi siamo stati chiamati perché Dio ci ha voluto. Dio ci ha scelto, Dio ci ha investito, istituito come sacerdoti, come missionari, come profeti, come evangelisti, come apostoli, come dottori su questa terra. Dio ci ha scelto. C'è un versetto che io dico che è quello che predico di più, e dico che mi piacerebbe che tutta la Chiesa imparasse a memoria. 2 Timoteo 1:9: Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Dico che veramente a me piacerebbe che questo versetto lo imparassimo a memoria. Sapete perché? Perché noi cristiani sappiamo a memoria il Salmo 23 versetto 1. Lo sappiamo quasi tutti, penso che lo sappiamo a memoria. Il Signore è mio pastore. Il Signore è mio pastore? Vabbè dai, diciamo che ognuno ha parlato nella sua lingua, c'è stata un po' di confusione. E nulla mi manca, il Signore è mio pastore, nulla mi manca. A parte scherzi, è un versetto che sappiamo tutti quanti a memoria. Molti di noi sanno a memoria l'inizio di vari salmi. Alzi i miei occhi verso il monte, da dove verrà il mio soccorso? Il mio aiuto viene dall'Eterno, colui che abita al riparo dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente riposa. Sono versetti che noi conosciamo a memoria, ma sapete qual è la cosa che accomuna tutti questi versetti? Tutti questi versetti parlano di cose che Dio fa per noi, e questi sono i versetti che noi impariamo a memoria. Ma in quei versetti che siamo noi che dobbiamo fare per Dio, quanti ne sappiamo a memoria? Quanti versetti sappiamo a memoria di cose che noi dobbiamo fare per Dio? Neanche uno. Per questo dico, mi piacerebbe che questo versetto, Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, lo imparassimo a memoria. Perché la chiamata che Gesù ci ha dato è qualcosa che noi dobbiamo fare per Lui. Mi ricordo 1 o 2 anni fa è venuta un signore, non era neanche un fratello della chiesa, è venuto un signore qua in chiesa, mi ha detto: pastore, mia moglie non mi rispetta perché io voglio fare questo, lei non mi rispetta, non mi lascia fare queste cose. Ci sono dei versetti della Bibbia, ci sono dei passi biblici che difendono la mia posizione. Io dico sì,
Ci sono dei passi biblici. Paolo scrive agli Efesini, dice: mogli, dovete rispettare i vostri mariti, però dice anche: mariti, dovete amare le vostre mogli, dare la vostra vita per loro, così come Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa, no? E questo signore è uscito dalla Chiesa, tutto contento. Dopo qualche giorno ritorna insieme a sua moglie e dice: dai pastore, digli a mia moglie quello che mi hai detto, digli che c'è quel versetto lì, le mogli devono rispettare i mariti. Sì, c'è questo versetto qua, ma è l'unico che ti sei imparato a memoria, l'altro te lo sei già dimenticato. Mariti, amate le vostre mogli, no? E i versetti che ci fanno comodo, no? Che è quando è qualcosa per noi, sono versetti che ci ricordiamo, sono versetti che ci danno forza, e non è sbagliato, è buono ricordarsi ciò che Dio ha e può fare per noi. Dio è meraviglioso nei nostri confronti, è misericordioso, è potente per riscattare le nostre vite e benedirle. Ma è altrettanto vero che Dio ci ha istituito come suoi sacerdoti, e la nostra carne fa di tutto per toglierci questa parte di come potremo vivere la presenza di Dio, vivendo per Cristo, così come Paolo ha detto: per me morire è lucro, ma vivere è Cristo. Noi dobbiamo riscattare il nostro sacerdozio, noi dobbiamo riscattare la nostra chiamata, noi dobbiamo ritornare a vivere veramente per Cristo, per vivere appieno la sua presenza nella nostra vita. L'ultimo elemento che c'era all'interno dell'arca dell'alleanza è la manna che Dio aveva fatto piovere dal cielo nel deserto per dare da mangiare al popolo di Israele. E questa manna, ancora una volta, è una prefigurazione di Cristo. Gesù dice così in Giovanni al capitolo 6. Gesù disse loro: la manna, il pane che Mosè vi ha dato nel deserto veniva da Mosè? No, non veniva da Mosè, veniva da Dio. È Dio che ve l'aveva dato, e Dio oggi vi sta dando un altro pane. E le persone intorno a lui cominciano a dire: Gesù, dacci questo pane, noi vogliamo questo pane. E Gesù risponde: io sono questo pane, io sono il pane di vita eterna. Chi verrà a me e mangerà da me non avrà più fame, e chi verrà a me e berrà da me non avrà più sete. Gesù è l'alimento per la nostra vita, e la sua presenza noi la troviamo ai suoi piedi. Quando noi riusciamo a dichiarare, così come Paolo scrive ai Colossesi, che è Lui che sustenta ogni cosa con la potenza della sua parola, così è Lui allo stesso modo che è autore e consumatore della nostra fede, così è Lui allo stesso modo che è la via, la verità e la vita, così è Lui allo stesso modo che è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, così è Lui allo stesso modo che è la fonte di salvezza. È allo stesso modo è Lui che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Gesù Cristo è colui al quale noi ci dobbiamo piegare, perché Lui è il sostento, è la risposta, è la soluzione, e deve essere tutto per la nostra vita. Come c'è scritto in Apocalisse 5:12, l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere la potenza, di ricevere la ricchezza, di ricevere la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Lui è degno di tutto questo, e la sua presenza noi la possiamo vivere ai suoi piedi. Voglio invitarti a alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode, sto terminando. Per avere anche noi un volto illuminato dalla presenza di Dio, ma che al contrario di Mosè sia una luce che non svanisca, una luce che non si spenga
Noi dobbiamo ritornare a vivere questi principi. Dobbiamo ritornare a vivere questo principio che viveva nei 10 comandamenti e obbedire in tutto e per tutto la legge di Dio. Dobbiamo ritornare a vivere questo principio di sacerdozio che Dio ha messo sulle nostre vite. E soprattutto dobbiamo ritornare a vivere questo principio che dice che Gesù Cristo deve essere il centro della nostra vita. E questo forse è ciò che la carne più di tutto cerca di allontanare da noi. Cerca di dire: tu non sei degno di avere Gesù, Gesù non ti serve, fare questo è meglio, dare importanza a questo è meglio. Ma Gesù deve essere il centro della nostra vita. È attraverso di Lui che noi possiamo vivere la sua vera presenza. Però Davide ci insegna anche un altro modo, per quantomeno invocare la presenza di Dio. Davide, che abbiamo visto essere colui che forse più di tutti ha desiderato questa presenza, ci insegna un modo per vivere questa presenza di Dio. Per questo motivo Giacomo, in Atti degli Apostoli, capitolo 15, dice così: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda, la casa di Davide, una casa di adorazione, una casa che è caduta, restaurerò le sue rovine, la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Questo modo con cui Davide, il fondatore di questa casa di adorazione, invocava la presenza di Dio è qualcosa che noi dovremmo imparare a fare ogni istante della nostra vita. Davide scrive un giorno un salmo, il Salmo 22, al versetto 3, capisce e ci rivela una cosa. Dice: il Santo, il Signore, abita in mezzo alle lodi di Israele. Capisce che Gesù abita in mezzo alle lodi. Sapete che cosa fa Davide da quel momento? Davide comincia una riforma nel popolo di Israele. Davide consacra 4.000 musicisti. E dopo di questo Davide, c'è scritto che costruisce strumenti per tutti questi musicisti, per questi cantanti, per questi adoratori, per questi leviti. E gli dice: adesso cominciate a lodare Dio, perché Lui abita in mezzo alle lodi. La sua presenza risiede in mezzo alle lodi. Fratelli, non vi siete mai chiesti perché nel momento in cui adoriamo, nel momento in cui lodiamo, è lì che possiamo sentire più forte la presenza di Dio nelle nostre vite? Perché la parola ci insegna: Dio abita in mezzo alle lodi. Gesù abita nell'adorazione. Se noi vogliamo essere una chiesa che possa invocare la presenza di Dio e essere illuminati da questa presenza che è gioia per le nostre vite, questa presenza che cambia i nostri volti, che trasforma il pianto in allegria, questa presenza di cui noi possiamo rallegrarci perché trasforma le nostre vite, perché dà protezione alle nostre case, perché protegge le nostre famiglie. Se noi vogliamo che questa presenza possa sempre essere reale e viva in mezzo a noi dobbiamo essere una chiesa di adoratori, una chiesa di uomini e donne che lodano Dio ogni istante della propria vita, che adorano Dio ogni istante della propria vita, sì, con canzoni, così come Davide ci ha insegnato a fare con quei 4.000 strumentisti, ma non soltanto con canzoni. Adorare Dio è ridare a Lui ciò che Lui ci ha dato, è ridare a Lui quella presenza, quella gioia di cui Lui ci rende partecipe. Quando Lui ci riempie di questa gioia, quando Lui ci riempie di queste benedizioni, quello che noi facciamo verso di Lui, questa è l'adorazione a Dio, è il contraccambiare a Lui quello che Lui ci ha già dato. Che noi come chiesa possiamo essere una chiesa che loda Dio con tutto il suo cuore, che loda Dio con la sua migliore adorazione, e così saremo una chiesa ripiena della presenza di Dio.
Così saremo una chiesa i cui volti sono trasformati, sono illuminati, risplenderanno di questa gloria che Dio farà scendere su di noi. Ma affinché questa gloria possa rimanere in eterno, dobbiamo essere una chiesa obbediente, dobbiamo essere una chiesa che risponda alla chiamata, dobbiamo essere una chiesa che ha solo Gesù come suo centro. Amen. Amen. Signore Gesù, ti prego, Signore, affinché la tua presenza possa farsi ancora una volta viva e reale questa sera in mezzo a noi. Ti prego perché questa chiesa in questo momento possa intonare una lode sincera, una lode vera a te, e la tua gloria possa riempire questo luogo, che la tua gloria possa riempire i nostri cuori, cambiare i nostri volti, trasformare il caldo che stiamo sentendo in gioia di essere alla tua presenza, trasformare la tristezza con cui magari siamo entrati in chiesa in allegria di essere qua e alla presenza della tua gloria, alla presenza della tua maestà, alla presenza di ciò che tu vuoi rivelarci questa sera e donare a noi. Ti prego, Signore, che però questo momento non si fermi a questa serata, ma che noi possiamo essere quei cristiani che hanno una luce sul loro volto e una luce che non svanisce, una luce che ci accompagna in eterno, una luce che proviene dalla tua presenza su di noi, che arriva attraverso questa lode, ma che è mantenuta per mezzo dell'obbedienza, per mezzo della risposta alla chiamata che tu ci hai dato, per mezzo della dichiarazione quotidiana che tu sei l'unico Dio, Signore, sulla nostra vita, colui che è degno di ogni gloria, di ogni onore, di ogni sapienza, di ogni ricchezza, di ogni benedizione, nei secoli e nei secoli. Amen. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. E sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Hai il cuore pronto per te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. E sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore, ho già il cuore pronto per te. E ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti
Sono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare qui. Dio, tu sei. Dio, tu sei qui più forte vicino a me. Oh, tu sei qui vicino a me, vicino a me. Fammi restare, fammi restare. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei vicino a me. Dio, tu sei vicino, vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare. Io voglio la tua presenza. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi voglio desiderio del mio cuore.
sua presenza. Abbiamo appena ascoltato quello che Davide ci ha rivelato, la presenza di Dio abita in mezzo alle lodi. Io voglio invitarti ancora una volta a chiudere i tuoi occhi e a cantare. E se non vuoi cantare, se te la senti, comincia a profetizzare. E se non te la senti di profetizzare, comincia a intercedere, ma comincia a invocare la presenza di Dio, perché io credo, io sono certo per fede che la sua presenza si muova qua in mezzo a noi, finché noi innalziamo lodi a Lui. Io posso sentire la presenza di Dio reale in mezzo a noi questa sera. Se vuoi uscire da questo luogo con un volto illuminato, se vuoi uscire da questo luogo con un sorriso sulla tua faccia, se vuoi uscire da questo luogo trasformato rispetto a come sei venuto dalla sua presenza, comincia a innalzare una lode a Lui con tutto il suo cuore. Invoca la sua presenza, invoca la sua presenza sulla tua vita, invoca la sua presenza nel tuo cuore, che in questo momento tu possa essere riempito, pieno della presenza di Dio. La presenza di Dio è qua, è disponibile per noi, è disponibile per noi. Gesù ci sta chiedendo: cosa stai cercando? Perché sei qua? Sei venuto per la mia presenza. Eccola, è disponibile per te, è disponibile per te. Voglio riempire il tuo cuore con la mia presenza, voglio riempire il tuo cuore con il mio spirito. È disponibile per te, invocala sulla tua vita, inizia a invocare il nome di Dio, inizia a chiamare Lui, inizia a chiamare Lui. Voglio la tua presenza, desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, noi vogliamo il desiderio del mio cuore. Oh, voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. E fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. E fammi restare qui con te. Salmo 22,5. Coloro che lo guardano hanno il volto illuminato e sui loro volti non c'è delusione. La presenza di Dio non ti deluderà mai, mai.
cercala, desiderala, invocala ogni giorno della tua vita. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù, colui che è degno di ricevere la nostra migliore adorazione, è colui che mette la sua presenza a disposizione del suo popolo. Amen. Gloria a Dio per la sua presenza viva in mezzo a noi. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando, ma che questa presenza che hai sentito questa sera possa accompagnarti in ogni istante di questa settimana e, se possibile, per tutta la tua vita. Prima di terminare dobbiamo fare gli auguri ai nostri compitori di anno di questa settimana. Qualcuno ha compiuto gli anni questa settimana? Eliana ha compiuto gli anni. Eliana, che bello. Carina ha compiuto gli anni. Elena ha compiuto gli anni. Qualcun altro che ha compiuto gli anni che si sta nascondendo? William? Niente compleanno? João? Sicuro? Rodrigo? Adam? Basta. Adam no? Adam? È scappato. Amen. Possiamo alzare allora le nostre mani verso Eliane, verso Elena, per benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Amen. Signore Gesù, mettiamo oggi davanti a te Eliane, Elena, per questo nuovo anno, Signore, che gli hai dato da compiere. Ti chiediamo, Signore, che possa essere un anno ricco, Signore, di benedizioni, che possa essere un anno in cui la tua gioia, la tua allegria possano essere sempre costanti nella loro vita, che la pace, che la salute che viene da te possa riempire, Signore, ogni giorno di questo anno, ma soprattutto, come è stato predicato questa sera, che la tua presenza non venga mai a mancare in questo anno, Signore. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo fare così allora con le nostre mani per ricevere anche noi questa stessa benedizione che abbiamo desiderato sulla vita di Eliane, sulla vita di Elena, chiedendo al nostro Signore Gesù che possa riempire questa nostra settimana della sua gioia, della sua allegria, della sua presenza costante nelle nostre vite, sulle nostre case, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutta la Chiesa e tutti insieme come uno in Cristo possiamo dire Amen.